nuovo scandalo travolge il mondo degli scacchi. Questa volta non c'entrano barate durante i giochi, durante i tornei. Abbiamo a che fare con una storia che sembra essere molto più seria e più grande di quello che possiamo immaginarci. Circa un mesetto fa, sul suo profilo di Twitter, il gran maestro femminile Jennifer Shad, una bellissima ragazza tra l'altro, annuncia di aver ricevuto delle molestie di tipo sessuale da parte del gran maestro Alejandro Rodriguez. All'interno del tweet si evince che ha ricevuto questo tipo di molestie nel passato, ma che aveva tenuto tutto dentro, ma che poi quando diverse ragazzine sono accorse da lei dicendo che hanno avuto situazioni spiacevoli, a quel punto lei non se l'ha più sentito, ha sentito il dovere morale di denunciare l'accaduto. E così proprio recentemente il Wall Street Journal ha fatto un articolo proprio su questo scandalo, nel quale 8 nuove denunce di ragazze che per il momento vogliono restare anonime raccontano gli abusi che hanno ricevuto dal gran maestro maschile. Ora, a questo punto del video chiederei se ci sono minori in ascolto, se ci sono genitori che stanno guardando questo video con i propri figli, di cambiare canale, di uscire via perché vorrei leggere alcune dichiarazioni. Sono dichiarazioni molto forti che hanno fatto queste ragazze. E poi queste sono accuse, poi lui avrà sicuramente il modo di difendersi, però ora noi per il momento leggiamo le accuse. Sono frutto di invenzione, sono cose che sono realmente accadute. Per il momento noi non siamo giudici, non possiamo giudicare nessuno, ma quello che possiamo fare è leggere quello che al momento queste ragazze, ripeto in anonimo, hanno voluto denunciare. Una ragazza afferma di essersi ritrovata in una festa, di ritrovarsi a conversare con lui sul retro del bagno. Allora dice che il signor Ramirez l'ha afferrata per un braccio, l'ha trascinata in bagno e l'ha spinta contro un muro. E questa cosa qui poi la ritroviamo, ricordi questa cosa, spinta contro il muro, eccetera, perché la ritroviamo in altre dichiarazioni. E c'è da dire che di queste dichiarazioni di queste ragazze o donne, queste non hanno alcuna connessione fra di loro, quindi sono, questo ci tengo a dire, tutte ragazze / donne che sono arrivate a dire la loro senza conoscersi una con l'altra o fare complotti l'una con l'altra. Quindi ricordi questa cosa: l'ha spinta contro il muro, dove l'ha baciata con forza e ha raggiunto il suo vestito scollato palpeggiando, eccetera eccetera. Questa è la prima dichiarazione, sicuramente molto forte. Quest'altra, una di loro ha raccontato un incidente nel campo degli scacchi nel 2011, quando lei aveva 15 anni e lui 23. E qui ancora, una notte ha detto se gentilmente alla ragazza si riportava il dentifricio nella sua stanza. Una volta lì l'ha spinta contro il bancone e ha iniziato a baciarla con forza ancora mentre cercava di voltare la testa dall'altra parte. Insomma, sono un po' le solite accuse. Le è salito sopra, l'ha inchiodato al letto, ha iniziato a baciarla, a palpeggiarla, tentando di spogliarla. Insomma, sono cose molto forti. E a quanto pare sempre con ragazze che a parte non consenzienti, e già questo basta, ma nella gran parte dei casi anche minorenni. Insomma, scopriremo e seguiremo questa vicenda da vicino, che ha poco a che fare col mondo degli scacchi, del gioco degli scacchi, ma che sicuramente fanno parte del mondo scacchistico. E dopo tutte queste accuse, a quanto pare esce fuori anche la sorella di Carlsen. Ebbene sì ragazzi, non so se lo sapete, ma la sorella di Carlsen è un'ex giocatrice, ha raggiunto un punteggio elo nella sua carriera di circa 1950 punti FIDE, poi a un certo punto ha deciso di smettere. Lei ci tiene a ribadire: non ho smesso perché ho subito violenze o cose varie, però sicuramente ha influito. Ha influito cosa? Che praticamente ha raccontato che in un post partita, sapete quando si finisce la partita con un avversario, se è stata una bella partita, si prende l'avversario, si va in uno stanzino dove ci sono le scacchiere di analisi, dove ci si può parlare apertamente, poiché in sala da torneo, dopo che è finita la partita, non puoi metterti a parlare perché disturberesti gli altri che stanno ancora giocando. Quindi si va nello stanzino della sala da torneo e lei dice che era minorenne e ha avuto delle avance da parte del suo avversario, che poi magari ha iniziato a messaggiarla, a chiamarla telefonicamente, e così anche lei ha deciso di dire la sua. In un tweet ha detto: mi sarebbe piaciuto quando ero ragazzina che qualcuno mi avrebbe detto che se fossi stata contattata da un signore
che non dovrei rispondere ai suoi messaggi su WhatsApp, alle sue chiamate, che non è una cosa che bisognerebbe fare con minorenni. Insomma, e questa cosa qui ha fatto sì appunto che anche la sorella di Carcer uscisse fuori con questo episodio. Non è stato un episodio grave quanto quelli che abbiamo sentito prima, ma sicuramente fanno tutto. Ecco, ora qui qualcuno sta dicendo ma il mondo degli scacchi è malato, il mondo degli scacchi è marcio. Ora non facciamo di tutta l'erba un fascio, anzi posso dire a gran voce che purtroppo queste cose sono accadute, sono più cose del passato in effetti, perché oggi per fortuna anche con l'aiuto dei social è molto più facile denunciare un accaduto, fai un post su Facebook, fai un post su Twitter, si scatena subito l'opinione pubblica, quindi per fortuna per queste persone che hanno qualche problema mentale è più difficile fare queste cose, ma una volta in passato purtroppo magari succedono con più facilità. Non parlo del mondo scacchistico, che sinceramente non ho mai sentito queste cose nel mondo scacchistico, ma magari in altri contesti, non so, mi viene in mente il mondo della pallavolo, oppure avete sentito anche molti servizi fatti nell'ambito delle accademie militari, insomma ovunque, ogni mondo è paese, queste cose sono da punire in ogni ambito e in ogni posto del mondo, quindi noi non ci resta fare altro che restare, aspettare un pochettino come si difenderà il gran maestro Alejandro Rodriguez, e noi vi aggiorneremo sempre qui su Matto Scacco. Alla prossima!